Il suocero, questo signore, è morto e il genero è in ospedale a Udine, in questo momento si parla di coma. È stato portato in carcere a Pordenone Fabrizio Barberini, 51enne, originario di Latina e residente da tempo in città, che nella giornata di ieri ha ucciso il suocero Marius Adrian Dorobantu, 59enne, di origine romena. Una lite familiare degenerata fino a trasformarsi in una tragedia. Sangue, paura e urla in un'abitazione di via del Zuccolo a Porcia, dove si è consumato il dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Tutto inizia attorno alle 15:30, quando l'uomo si presenta a casa dell'ex moglie. I due erano separati da tempo, ma mancavano ancora gli ultimi passaggi formali per il divorzio. Tra loro scoppia un violento litigio. La tensione sale rapidamente. Secondo quanto raccolto sul posto, l'uomo avrebbe colpito la donna anche con una bottiglia al capo. Ferita e terrorizzata, la 39enne si rifugia in bagno insieme ai figli minorenni, barricandosi all'interno e chiamando il 112 per chiedere aiuto. Subito dopo lancia l'allarme anche al padre. A quel punto la situazione precipita, i genitori della donna arrivano nell'abitazione e il padre interviene per difendere la figlia. Ne nasce una colluttazione violenta, un parapiglia che si sposta all'esterno della casa. Quando sul posto arrivano gli agenti della Polizia di Stato, la scena è drammatica. Due uomini a terra, a pochi metri di distanza, l'uno dall'altro. Marius Dorobantu è già in arresto cardiaco. I poliziotti tentano di rianimarlo con il defibrillatore. I sanitari, giunti poco dopo, proseguono le manovre di soccorso, ma purtroppo non possono fare altro che constatarne il decesso. Fabrizio Barberini, invece, è stato soccorso ancora cosciente, stabilizzato, intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Nelle scorse ore, poi, è stato dimesso per essere trasferito nel carcere di Pordenone. In ospedale finiscono anche l'ex moglie e la madre della donna, entrambe con lesioni. Della famiglia non era almeno seguita dai servizi sociali, non sappiamo niente, dispiace per i familiari e soprattutto perché ci sono dei bambini. Nel frattempo la scientifica lavora per ore fino a tarda serata per ricostruire con precisione quanto accaduto. Rilievi metrici e fotografici vengono eseguiti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Restano ancora diversi punti da chiarire, non è certa al momento l'arma del delitto. C'è una pietra, ma adesso vediamo, insomma si tratta di vedere se effettivamente è quella, se è stato utilizzato qualcos'altro. Sono tutte cose che andranno verificate. È stata trovata una bottiglia frantumata, ma ripeto, sono tutte cose che vedremo poi. Il movente sembra legato alla separazione e tensioni familiari mai sopite. Intanto, dal carcere Barberini sostiene di aver agito per legittima difesa, una vicenda che lascia sotto shock Porcia, scossa da un fatto di sangue maturato tra le mura di casa. Non sono cose belle, resto a bocca aperta